700 nuovi positivi nella Marca, stretta sui tamponi per il Green Pass ai Novax nel Covid Point dell'ULSS. Il personale serve per il tracciamento e i vaccini negli ospedali. Aperto stamattina ad Asolo il nuovo centro vaccinale ed è subito assalto nel cuore della Pedemontana Novax. Intanto si predispone la task force per vaccinare anche i bambini. Dimesso dall'ospedale Lorenzo Damiano, ex leader Novax, che dopo il Covid diventa testimonial del vaccino e sulla manifestazione dice attenzione, piazze manipolate. Mentre Treviso ancora temporeggia aspettando direttive nazionali, fuga in avanti di Casier, obbligo di mascherina all'aperto da sabato fino a Capodanno dalle 9 alle 19. Meno interventi per maltempo, ma forte aumento di incidenti stradali ed incendi alla vigilia della festa di Santa Barbara, ha presentato il bilancio di un anno di attività dei vigili del fuoco. Vestito con la divisa da vigile urbano, entra in una casa per rubare, ladro messo in fuga dai residenti, allarme a Ponzano. Si chiama Angela ed è il nuovo assistente virtuale dedicato al servizio demografico del Comune di Treviso, una nuova soluzione tecnologica per favorire il dialogo con i cittadini. Eccoci, ben ritrovati, buonasera a tutti, questa è l'edizione di TG Treviso. Partiamo dai vaccini ai bambini. Dopo il via libera di AIFA, l'ULSS 2 sta predisponendo corsie specifiche per la vaccinazione dei bambini, mentre stringe sui tamponi garantiti per l'ottenimento del Green Pass. Questi due fronti nel giorno in cui la Marca fissa un nuovo record purtroppo in termini di contagio. Siamo a 700 in sole 24 ore. 716 contagi registrati nelle ultime 24 ore, di questi 200 sono però relativi all'ultima settimana, un dato comunque allarmante, di certo il più alto di questa quarta ondata nella Marca trevigiana, dove le persone positive stanno toccando quota 6.000. A livello ospedaliero si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva al Cafoncello. Un giovane comunque, perché è uno del 64 comunque non vaccinato, quindi questo ci fa sempre più pensare che chi è non vaccinato, che purtroppo prende il Covid, rischia di andare in terapia intensiva. Aveva 81 anni, un quadro pluripatologico severo, la donna morta positiva al Covid, unico decesso nelle 24 ore in provincia, immunizzata a marzo 2021, risultava scoperta da terza dose. L'anziana conviveva con un familiare positivo e non vaccinato, copione che si sta ripetendo troppo spesso in queste settimane. Di fronte a un contagio galoppante, l'ULSS 2 sta potenziando il contact tracing, ovvero i punti tampone, ma i numeri hanno imposto proprio in queste ore una stretta sugli accessi cosiddetti non diagnostici, quelli a pagamento, riducendo drasticamente da 1.000 a circa 150 al giorno i test garantiti a chi deve sottoporsi a tampone ai fini dell'ottenimento di Green Pass. La differenza sarà coperta dalle farmacie, spiega Benazzi. In questo modo possiamo concentrarci sul tracciamento vero e proprio, le sue parole. Il giro di vite segue la decisione ben più netta dell'ULSS Euganea, che ha imposto uno stop ai test per chi non ha sintomi. Partita dei tamponi portata avanti parallelamente con quella dei vaccini, la platea ora, dopo l'ok di AIFA, si allarga ufficialmente ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Per loro, anche con i pediatri di libera scelta, si stanno pensando percorsi differenziati. Potrebbero farla nei centri vaccinali nostri o negli ambulatori nostri o negli ambulatori di gruppo che i pediatri hanno, e quindi con la massima protezione in gruppo e in modo tale da poter fare i minori al di fuori delle file che ovviamente sono quelle degli adulti o comunque degli over 12. Un terzo dei contagiati sono minori e quindi il fatto di mettere loro in sicurezza comunque, perché abbiamo visto che si ammalano, e mettere in sicurezza soprattutto i nonni, i genitori, credo sia fondamentale. Per cui la vaccinazione dei minori va fatta chiaramente con le dovute cautele, con un'anamnesi fatta bene, eccetera, ma va fatta. E allora, mentre salgono i contagi, l'ULSS corre ai ripari, aperta un nuovo centro vaccinale. Andiamo ad Asolo, alla scuola elementare Apollinare. Questa mattina fuori dal nuovo centro vaccinale di Asolo c'era la coda, tante le persone che si sono prenotate, posti occupati già fino al 20 dicembre. In questa sede, ha spiegato il direttore generale Benazzi, contiamo di arrivare a 1.100 vaccinazioni al giorno. Molti gli anziani che hanno fatto la terza dose, ma anche diverse persone che sono arrivate per la prima dose. Noi stiamo arrivando ormai a 500-600 prime dosi, sapete che l'accesso è diretto, la gente che fa la prima dose può venire senza prenotare, le terze dosi, le booster devono prenotare.
aumentare, però devo dire che stanno aumentando, questo è un buon segno, perché evidentemente le persone si stanno rendendo conto che l'unico modo per uscire da questo inferno sia proprio quello di vaccinarsi. Questo nuovo centro è un segnale importante per il nostro territorio, afferma il sindaco di Asolo Migliorini. Noi abbiamo pensato a questo perché è baricentrico su tutto il territorio, non solo sull'Asolano e la Pedemontana, ma anche verso il Montegliana e parte alta della Castellana. E una scuola, un'ex scuola chiusa nel 2016, una scuola senza barriere architettoniche, tutto su un piano con ampi spazi, ampi corridoi. Asolo, fra l'altro, è un comune dove si registra ancora una minore percentuale di vaccinati. Siamo il 10% sotto rispetto alla media provinciale della popolazione vaccinale, questo è un dato abbastanza preoccupante. E la gente ha risposto subito. Molti anziani, ci ha raccontato il sindaco, avevano rinunciato alla terza dose perché non ce la facevano a raggiungere gli altri hub vaccinali. Molti anziani già avevano manifestato difficoltà e la poca voglia di fare un viaggio per andare a fare la terza dose. Quindi l'apertura di questo centro è stata fondamentale, ringrazio Asolo, ma ringrazio anche tutti gli altri comuni che già da un anno stanno dando disponibilità per avere posti dove fare le vaccinazioni. Presente per la vaccinazione anche il sindaco di Borso del Grappa. A chi ancora è titubante nel vaccinarsi, lei che cosa direbbe? Io credo che bisogna credere alla scienza, aver fiducia nella scienza. C'è stato un periodo sicuramente in cui come si è colpito alle spalle questo virus, questa pandemia, sicuramente anche il vaccino poteva sollevare dei dubbi, delle perplessità. Oggi invece nel mondo sono tantissime le vaccinazioni ormai sperimentate e io parlo per me stesso, molto contento di essere protetto da quello che la scienza oggi mi offre. Avete visto amministratori, ma ovviamente anche tanti cittadini, terze dosi, ma anche prime dosi. Faccio la terza dose, essendo insegnante ho fatto già le prime 2 dosi di AstraZeneca e oggi faccio la terza dose di Moderna, metà dose. Invito tutti a vaccinarsi perché veramente è un'opportunità grande per riuscire a fermare questo virus che tremendamente sta bloccando la nostra economia e il nostro paese. Così il vice sindaco di Pieve del Grappa Davide Michelon. Amministratori ma anche cittadini in fila, soddisfatti per questa possibilità di fare il vaccino non distante da casa. Finalmente un po' più vicino, quindi più accessibili assolutamente. E di chi ancora ha qualche titubanza nel vaccinarsi, tu cosa dici? I dati ci sono, non capisco il motivo per cui ci sia questa titubanza, in fondo sono passati anche diversi mesi, adesso c'è la terza dose, quindi è anche un incentivo in più per capire che vale la pena farsi il vaccino, per il bene di tutti, non solo il proprio. Com'è andata? Benissimo, grazie. Contento di aver fatto la terza dose? Di più di contento. Sto bene, io non ho nessun problema, insomma. Cos'era la terza dose, questa o la? La seconda perché avevo avuto il Covid. Lei è contenta di fare la terza dose? Certo, bisogna farla. C'è anche chi stava facendo la prima dose. L'anno scorso questo signore ha avuto il Covid ed ha aspettato fino ad oggi. L'anno scorso, allora adesso siccome che ho un'attività ho pensato di farlo anch'io come tutti. È stato tanto male col Covid? Io no, sono stato uno dei fortunati. Però se dovessi dare un consiglio alle persone che ancora sono titubanti? Ce ne sono tante persone che non ci credono. Comunque penso che prossimamente ci crederanno anche loro. Fra terze dosi prenotate e prime dosi arrivate con libero accesso, il centro di Asolo è stato davvero preso d'assalto. Un segnale positivo, spiegano i sanitari. Speriamo, visti i contagi, che la gente quanto prima venga a vaccinarsi. E tra chi non ci credeva c'era anche Lorenzo Damiano, leader dei pescatori di pace. Noi l'abbiamo incontrato oggi all'ospedale di Vittorio Veneto proprio nel giorno delle sue dimissioni. Non si può mentire, non si può mascherare, quindi la verità va denunciata, va detta nell'amore, nella pace, nella comprensione, senza mai più ribellioni e proteste tra un gruppo anziché un altro.
Sesto piano, Vittorio Veneto, reparto Covid. Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, ultracattolico, una delle voci più forti e ascoltate contro la dittatura sanitaria, non vaccinato. Questa volta esce da guarito. Dopo aver contratto il Covid, per parlare con noi davanti ad una telecamera. Sarà dimesso tra pochi minuti, pronto per tornare alla vita. Ad attenderlo giù la moglie. Mia moglie, ci dice subito, troverà un uomo diverso ed è evidente nel tono della voce e nella gestualità. Mi è cascato il mondo addosso e ho detto è finita. Sorretto come sempre da una fede fortissima, Damiano racconta lo stupore alla scoperta della positività, la paura di morire, l'autenticità del lavoro di medici ed infermieri per farlo tornare a respirare da solo. Credetemi con tutto il cuore, se io avessi fatto quel vaccino anche pur sperimentale non avrei avuto le conseguenze, diciamo, che ho avuto. Qual è stato il suo più grande errore, secondo lei, allora? Qual è stato lo sbaglio? L'errore è essere pieni di se stessi a volte e infatti in questo tempo essere svuotati di se stessi è l'esperienza che Gesù ha passato durante la passione. Vuole spiegare che cosa c'è dietro a quelle piazze in rivolta contro vaccino e Green Pass, piazze che lui stesso ha conosciuto. Se i scientifici, gli uomini della scienza litigano tra di loro, i politici litigano, è ovvio che danno la facoltà a milioni di manifestanti e a coloro i quali in certe occasioni sono dietro, che gli fa comodo questa cosa, ma questo l'ho scoperto in questo momento. E quindi è chiaro che loro vanno nella confusione. C'è sempre qualcuno che opera nella storia, ci racconta. Questa è una guerra senza bombe. Lottiamo tutti, sanitari, politici, società civile, ma nella stessa direzione. La gente va in tilt. Io sono pronto a testimoniare. Il direttore Benazzi la vorrebbe come testimonial per la campagna dell'ULSS a favore dei vaccini. Volentieri, il dottor Benazzi ha la mia piena solidarietà. Intanto nuova scritta Novax comparsa sulla recinzione dello stadio di Monigo e poi sul tema delle mascherine obbligatorie all'aperto, mentre il presidente di ANCI Veneto cerca di uniformare le direttive e il dialogo ovviamente anche con il governo. Intanto il comune di Coser fa una fuga in avanti e emana l'ordinanza. Mentre la conferenza delle regioni torna ad aggiornare, sotto la spinta del CTS, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali con riferimento all'obbligo di mascherina per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività, e mentre ANCI Veneto con il sindaco Mario Conte continua a spingere per una linea comune veneta sull'utilizzo della mascherina all'aperto, i singoli comuni iniziano a muoversi in autonomia. È il caso di Casier, che ha emanato oggi un'ordinanza che impone l'obbligo di mascherina anche all'aperto a partire da sabato e fino a Capodanno. Il nuovo provvedimento impone ai cittadini di Casier, Frescada ed Ossone di indossare dunque la mascherina nei luoghi all'aperto dalle 9 del mattino alle 19, ma solo nelle aree più a rischio di assembramento. Piazze Nenni e Pio X, Via della Liberazione, Via Roma, Via Fermi, Via Cattaneo e molte altre. ANCI Nazionale si è fatta portavoce con il governo della necessità di uniformare le regole per evitare, come in questo caso, fughe in avanti, ma per ora non pare sia ritenuta una priorità. Nonostante ciò, Conte si dice pronto ad andare avanti in concerto con i sindaci, almeno per il Veneto, perché valgano per tutti le stesse regole. Attendiamo di capire se il governo è orientato in questa direzione. Se non lo farà, quantomeno a livello Veneto cercherò di coinvolgere i sindaci delle città capoluogo sicuramente, ma anche tutti gli altri sindaci, perché l'obiettivo è quello di semplificare le regole ai nostri cittadini. Intanto non c'è pace per lo stadio di Monigo. Questa mattina è comparsa sulla recinzione una nuova scritta Novax dopo quella di lunedì, poi fatta coprire dall'amministrazione. Il sindaco Conte ha fatto sapere che sono a disposizione della polizia locale le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il colpevole. Intanto, per aiutare l'ULSS nell'operazione di contact tracing, la MOM rilancia il suo servizio di punto tamponi mobile, pronti, dice, con la DON a fare la nostra parte. L'abbiamo fatto per dare una possibilità in più ai nostri dipendenti che non sono vaccinati, però è aperto anche il pubblico e quindi la possibilità, per esempio in Piazzale Duca d'Aosta nel pomeriggio c'è, e quindi se qualcuno ha bisogno
diamo questa disponibilità. Nei giorni in cui nella Marca i Covid point sono presi d'assalto, Giacomo Colladon ricorda l'iniziativa di MOM che da metà ottobre ha allestito un punto tamponi mobile tra i depositi di Treviso Castellana, Vittorio Veneto, Treviso Piazzale Duca d'Aosta. Con l'inizio di dicembre è scattato anche il nuovo orario consultabile online. L'accesso è diretto. Sì, per i nostri dipendenti, ma noi l'abbiamo aperto anche alla popolazione, quindi se qualcuno ha bisogno di fare un tampone rapido, questi sono gli orari e i giorni con cui noi mettiamo a disposizione il pullman, dove all'interno c'è 2 infermieri della Castelmonte. Il messaggio di Colladon è rivolto anche ai ragazzi che da lunedì 6 avranno bisogno del Green Pass per salire sui mezzi, così come disposto dall'ultimo decreto governativo. Questo è anche un altro motivo per aiutare le famiglie, per far sì che i ragazzi vadano a scuola. Ma la mobilitazione del territorio per sostenere il tracciamento è generale. Sono pronti a rafforzare il loro supporto anche i volontari di protezione civile e non solo. Ci sono vari ragionamenti in atto in quest'ambito e sicuramente non mancherà lo sforzo di tutte le associazioni di protezione civile, quindi se ci chiederanno la nostra collaborazione ci saremo in qualsiasi modo. Alla vigilia della giornata di Santa Barbara, i Vigili del Fuoco fanno il punto sulla situazione, il bilancio di un anno, purtroppo tantissimi gli incidenti stradali. Meno interventi per il maltempo, ma notevole incremento delle attività di soccorso, soprattutto per incidenti stradali e di incendi. L'anno che sta per concludersi è stato molto impegnativo per i Vigili del Fuoco di Treviso, che dopo un 2020 caratterizzato dai lunghi mesi del lockdown, quest'anno hanno registrato una crescita esponenziale degli incidenti, non solo rispetto all'anno precedente, ma anche sugli ultimi 5 anni. Per quanto riguarda il soccorso abbiamo notato un incremento del 4% degli incidenti, del numero degli interventi di soccorso, e arriveranno quest'anno a circa 6.000. Sono aumentati notevolmente gli incidenti stradali e gli incendi, sono calate invece le attività legate al maltempo, quindi ai danni d'acqua. Sul fronte incendi gli interventi più impegnativi sono stati quello dello scorso aprile in una palazzina a Treviso in via Pennacchi. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare una persona disabile e limitare i danni alle abitazioni. 10 inquilini rimasero intossicati e 3 piani del palazzo rimasero inagibili. C'è poi il rogo all'azienda chimica Coventia di Villorba il 6 giugno che fece temere il peggio dal punto di vista ambientale, ed il 1 settembre il rogo devastante alla segheria De Zen di Caerano San Marco. E con l'approssimarsi delle feste di rischio maggiore di incendi nelle abitazioni, questo è l'appello dei Vigili del Fuoco. L'attenzione che deve essere riposta soprattutto riferita a quelli che sono gli addobbi natalizi, a quello che è l'utilizzo, cercare di evitare l'utilizzo di fiamme libere, candele, se proprio è indispensabile tenerle lontane da quelli che sono materiali combustibili. Attenzione agli addobbi elettronici, all'acquisto che siano materiali certificati. Altro fronte che vede impegnato il comando trevigiano è quello della formazione. Corsi per quasi 2.000 ore di formazione interna. Abbiamo poi ripreso quella che era l'attività sospesa nel periodo di Covid formativa esterna, e soltanto di addetti antincendi abbiamo certificato oltre 450 nuovi addetti antincendi. Infine il Covid, che non ha risparmiato i pompieri, con una decina di giorni fa alcune positività in caserma. Misure straordinarie come l'obbligo di mascherina FFP2, chiusura del bar, mensa contingentata hanno evitato il propagarsi del contagio. Siamo a Ponzano ora, dove i ladri si sono finti vigili urbani pur di farsi aprire la porta di casa. 2 uomini, uno vestito da vigile e uno vestito da addetto dell'acquedotto, con la scusa di una perdita, di un problema sul sistema idrico, sono entrati in una casa di un anziano, il quale poi, quando ha compreso che i 2 si comportavano in maniera diversa da ciò che uno si aspetta da un tecnico, ha urlato e richiamato l'attenzione dei vicini, i 2 sono scappati. Tanta paura a Ponzano, i residenti di via Costituzione hanno iniziato a blindarsi in casa per via dell'aumento dei furti in abitazione. Infatti, come ci conferma la residente di una palazzina della via in questione, si fa molta fatica ad aprire la porta di casa, a meno che si tratti di conoscenti. Voi adesso avete paura e non aprite più la porta a nessuno, corretto? No, assolutamente. Né porte né portoni. C'è un biglietto appeso e
che tutti qua del condominio non devono aprire portoni a nessuno. Molti trucchi adottati dai malviventi che spesso si fingono di essere funzionari pubblici o operatori tecnici per rassicurare le persone e farsi aprire la porta di casa. Sfortunatamente l'uomo in divisa non è detto che sia appartenente al comune o agli addetti di servizi di manutenzione, e quindi di controllare l'esterno se c'è anche l'auto della polizia, della Telecom, della TS e tutti quei sottoservizi. Non solo via Costituzione, ma anche altre vie della cittadina vengono prese di mira dai delinquenti. Lo scorso martedì i ladri sono entrati in azione anche in via Gobbato, forzando, forse con un cacciavite, la finestra di un'abitazione, e altri colpi sono stati segnati anche a Lancinigo. Di non fidarsi di nessuno e sfortunatamente oggi nemmeno di chi veste una divisa, ma di controllare appunto se fuori c'è anche il mezzo del vigile o dell'addetto alla manutenzione ed eventualmente chiamare in comune per sapere se effettivamente la visita è regolare. Siamo a Conegliano per l'ultimo saluto a Francesco De Coppi, il 17enne deceduto a seguito di un incidente stradale a Mareno di Piave a bordo del suo scooter, un tragico fatto a seguito del quale il giovane era entrato in coma e successivamente ogni speranza purtroppo è risultata vana. Dolore e tanta commozione, una cerimonia molto partecipata a cui erano presenti i compagni di scuola, gli amici, parenti, conoscenti, il sindaco e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale. Questa mattina alle 9:15 al liceo Guglielmo Marconi di Conegliano tutto l'istituto ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della 17enne, mentre altre iniziative per ricordarlo sono già state pensate per mantenere indelebile il suo ricordo. La quarta F, ad esempio, pianterà un albero nel giardino della scuola. L'amore unisce, diversamente da quanto avviene oggi con la pandemia, con l'umanità che si divide, ha detto il parroco, Don Roberto Bischer. Una ferita, quella della morte di Francesco, che resterà aperta per sempre. Con queste immagini ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco. Eccoci ben ritrovati con TG Treviso, sempre in diretta. Vi facciamo conoscere Angela, il nuovo assistente virtuale del comune di Treviso. Il rinnovo è possibile anche 180 giorni prima della data di scadenza e ci vorranno 6-8 giorni lavorativi per la consegna a domicilio del documento. La voce che sentite è quella dell'assistente virtuale Angela, un progetto nato dalla sinergia tra il Comune di Treviso e Questit, una nuova soluzione tecnologica per favorire il dialogo con il cittadino. È una nuova figura a disposizione della comunità, si chiama Angela ed è stata inserita nel nostro organigramma, è una figura virtuale per aiutare i nostri cittadini nel processo di sburocratizzazione del nostro ente, e quindi quando accederanno al sito del comune avranno questa assistente virtuale che li accompagnerà con addirittura la navigazione automatica proprio nelle pagine del nostro sito, e quindi agevolerà il recepimento di tutte le informazioni necessarie. Informazioni a cui si potrà accedere con un clic anche il sabato e la domenica. Si va nel sito del comune, c'è un tastino, si clicca Angela, si saluta Angela e si chiedono esattamente le informazioni per l'anagrafe, per la carta d'identità, se ci si vuole sposare. La validità di questo strumento è chiaramente che si possono ottenere informazioni a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche il sabato e la domenica. Quindi quando si telefona all'anagrafe e per caso si trovano i centralini occupati, con questo strumento semplificheremo molto. Per la documentazione da consegnare, consulta la pagina seguente. La giornata della disabilità raccontata dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Silea. Balli, canti e ancora tante performance. È lo spettacolo che gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Silea hanno messo in scena per festeggiare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Una sola parola d'ordine: inclusione. Una società che non presenta inclusione è una società involuta, una società in cui tutti quanti sono inclusi è una società che comprende tutti e quindi una società ricca di diversità. L'obiettivo è
quello di riuscire a sensibilizzare. Sensibilizzare è una parola che richiede che ha un'accezione profonda, perché richiede un lavoro profondo. La nostra è una piccola goccina e goccia a goccia chissà che si riesca ad affrontare questo argomento in maniera diversa. In quest'anno particolare l'evento è stato condiviso con la cittadinanza e tutti gli altri alunni dell'istituto in diretta sulla pagina YouTube della scuola per riportare, anche solo per poco, un senso di appartenenza e normalità. Riteniamo che per i ragazzi sia veramente un momento molto molto importante, soprattutto in questa fase di pandemia, poter dimostrare quanto loro riescono a rimanere ancorati alla realtà anche all'interno delle loro aule, nella relazione con tutti gli altri compagni. Apriamo la pagina di Belluno. Dunque partiamo con gli aggiornamenti del caso Ideal Standard, perché si è svolto oggi d'intesa con il Mise il primo tavolo regionale di monitoraggio delle azioni avviate per trovare una soluzione industriale per lo stabilimento di Borgo Valbelluna. Durante l'incontro presieduto dall'assessore regionale Elena Donazzan sono state presentate le modalità di ricerca, analisi e valutazione delle manifestazioni di interesse all'acquisizione del sito. In fase di confronto è emerso che in questi primi giorni di piena operatività dell'accordo sottoscritto tra le parti sono già pervenute varie manifestazioni di interesse informali al sito trichianese da parte di soggetti industriali nazionali e internazionali. Il tavolo regionale è stato aggiornato al prossimo 15 di dicembre. Siamo ad Asolo per l'inaugurazione del pronto soccorso. Ve la raccontiamo nel prossimo servizio. Un investimento da 3,5 milioni arrivati grazie ai fondi per i comuni confinanti. Il risultato è un nuovo pronto soccorso che cambia la faccia all'ospedale di Agordo. Il pronto soccorso viene ampliato e rinnovato. In questo momento noi abbiamo fatto una quota dei lavori, è la prima fase. Oggi cominceremo ad abitare questi nuovi spazi che sono stati creati avendo cura dei percorsi, abbiamo creato dei posti di osservazione breve intensiva, monitorati, sono state curate anche dal punto di vista tecnologico, come vedete, con la possibilità di un monitoraggio un po' su tutta l'area, e questo aiuta molto il personale che opera in questo pronto soccorso. Le montagne dipinte sulle pareti, tanta tecnologia, una struttura pensata per chi ad Agordo ci vive, come per chi ci soggiorna in vacanza e può trovarsi nella sfortunata condizione di dover ricorrere a cure sanitarie. Siamo alla porta dell'ospedale, quindi è bello dare a chi arriva in momento di difficoltà in ospedale l'impressione di nuovo, di pulito, di efficiente, di funzionale, quindi siamo pronti ad accogliere i cittadini che hanno bisogno dei nostri servizi, offrendo loro veramente quello che è un gioiello di tecnica. È entrato in funzione il nuovo pronto soccorso, che andrà completato con una camera riscaldata in muratura, quella attuale per l'accesso dell'ambulanza è provvisoria. Di quello vecchio, con i primi di gennaio, se ne comincerà la ristrutturazione, destinata ad essere completata per il prossimo giugno. Sarà intitolata ad Angelina Zampieri, la nuova piazza è realizzata nel complesso dell'ex ospedale cittadino. La giovane viene ricordata fra le prime vittime di stalking, nata alla fine dell'Ottocento a Visome. Angelina si trasferì a soli 13 anni a Pove di Trento, dove entrò in servizio per un uomo di 70 anni che si invaghì di lei. La giovane lo respinse sempre, cambiò casa e lavoro, ma non fu sufficiente. Di fronte all'ennesimo rifiuto l'anziano la colpì a morte con 17 coltellate. Una stele in ricordo della giovane Angelina è presente nel cimitero di Limana e da domenica prossima la figura della giovane resterà a imperitura memoria nel centro di Belluno. La cerimonia è fissata per le 17. Siamo al Natale, sarà un Natale slow e sostenibile. Palazzo Rosso Calalasso e spiega come funzionerà, quali saranno le manifestazioni e i festeggiamenti per questo Natale. Gli ingredienti ci sono tutti: luminari e mercatino, casette del brulè, pista da pattinaggio, tranino lillipuziano, eventi per bambini, spettacoli con artisti di strada. È il Natale del comune di Belluno, all'insegna della qualità e della riscoperta delle tradizioni.
Siamo molto contenti di riuscire quest'anno, dopo lo stop forzato dello scorso anno, a riprendere con tutte le iniziative natalizie. Un Natale slow e sostenibile, temi cari all'amministrazione che ha stretto un patto con Coldiretti per la realizzazione del tradizionale mercatino. Quest'anno abbiamo deciso di scendere un po' in campo, diciamo così, per proprio promuovere quelli che sono i prodotti della provincia di Belluno. I produttori si alterneranno sulle 10 casette di somministrazione, ci saranno anche degli artigiani. I produttori si alterneranno nelle casette per tutta la durata dell'evento, che si svolgerà nei prossimi 2 weekend e successivamente per l'intera settimana di Natale, con un'offerta variegata dai formaggi ai salumi, con l'immancabile pastina ai prodotti della terra. L'accesso alle attività sarà libero compatibilmente con le aree soggette a esibizione di Green Pass ordinario. Non ci saranno varchi d'ingresso, ci saranno dei controlli a campione, esattamente come oggi ci richiede lo Stato, sostanzialmente, cioè di fare dei controlli a campione. Abbiamo messo dei tavoli, questa è la grande novità, pregando le persone nei limiti del possibile di sedersi, perché seduti si ha una situazione più ordinata e meno ammassata. In caso di evoluzione negativa dei contagi, il sindaco sarà pronto ad emanare un'ordinanza per imporre la mascherina laddove si verificassero situazioni di assembramento. Sul fronte delle difficoltà con il Consorzio Belluno Centro Storico, da sempre interlocutore privilegiato per le iniziative natalizie, Massaro ha chiarito il nodo del contendere. Volevano che il contributo venisse girato direttamente a loro, cosa che è molto delicata nel pubblico, sapete che bisogna passare attraverso delle procedure, e in una situazione nella quale i loro stessi associati chiedevano al comune lumi su come erano stati spesi i soldi prima, perché qualcuno adombrava il fatto che qualcuno nel consorzio ci avesse guadagnato più di qualcun altro. Una situazione per noi un po' imbarazzante. Questo era il nostro ultimo servizio, abbiamo terminato. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Beo Nudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio. Ecco che nella giornata di venerdì 3 dicembre il tempo sarà in miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà più asciutto e stabile, cielo in prevalenza sereno, salvo per occasionali e residui annuvolamenti a inizio giornata, soprattutto sulla pianura più orientale. Probabile nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio in montagna, ma sempre senza conseguenze. Vediamo anche le temperature, le minime saranno intorno allo 0, le massime invece sui 5-10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, senza precipitazioni, solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sugli 8-10 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sarà una splendida giornata, come vediamo, caratterizzata dal sole e da un cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Beo Nudito, professionisti dell'apparecchio acustico. Per una prova gratuita siamo a Zero Branco, Dosson di Casier e a domicilio su richiesta. Scarica la nostra guida su beonudito.it.